Casarecce al pesce spada e pomodorini. Per preparare le casarecce al pesce spada, prendiamo una padella, mettiamo un filo d'olio e un dente di aglio in camicia. Poi prendiamo una cipolla, la tritiamo e facciamo soffriggere per circa un minuto. Poi prendiamo i pomodorini, li tagliamo in due e li mettiamo in padella. Prendiamo 5 capperi, li tritiamo e li mettiamo insieme ai pomodorini a cuocere per circa 10 minuti. Prendiamo il pesce spada, lo tagliamo a cubetti e lo mettiamo insieme ai pomodorini. Aggiungiamo pepe, paprika dolce e lo lasciamo cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso. Poi assaggiamo per vedere se è necessario aggiungere sale. Facciamo molta attenzione perché sia i capperi che il pesce contengono già molto sale. Poi prendiamo un'altra pentola per cuocere la pasta. Alla fine aggiungiamo alla pasta prezzemolo e menta tritata. A questo punto il piatto sarà pronto e buon appetito!